Sì, è nato un prodotto nuovo, un prodotto che intercetta due esigenze, quella di portare avanti la sostenibilità, dando anche all'abbigliamento un contributo forte a questa tendenza. Noi siamo degli innovatori da tanti anni, ci piace nel nostro lavoro applicare tecniche nuove e le tinture naturali fanno parte di questa ricerca, le tinture con l'indaco, col catechu, con altri materiali. Quest'anno siamo reduci dalla Fiera Internazionale di Milano, in cui vengono presentati i migliori tessuti e le migliori firme della moda. Abbiamo presentato dei tessuti tinti con i fondi del caffè. Siccome il fast fashion ha tempi molto veloci, i tessuti vanno sul mercato circa un anno dopo la presentazione. Abbiamo pensato invece di presentare qualcosa più velocemente e quindi abbiamo pensato a realizzare immediatamente dei plait e delle coperte tinti anche sia al caffè. Il plait e la coperta sono tessuti che vengono a contatto diretto con il corpo e possono essere una agevolazione al benessere e al comfort, anche perché il caffè fa parte dei vizi della vita, per cui è una cosa che la clientela ha accolto con simpatia. La tintura è abbastanza fascinosa proprio anche dal punto di vista dell'estetica, perché la tonalità del caffè conferisce al tessuto una immagine bella. Per questa iniziativa ci siamo avvalsi della collaborazione della rinomata torrefazione del Sud, azienda del territorio di Condigliano Veneto, che raccoglierà presso i più vicini dei suoi 4.000 punti vendita, i più qualificati, raccoglierà i fondi che quindi a chilometro quasi zero, diciamo 10 km perché la distanza al territorio condigliano, arriveranno a noi e saranno usati per la tintura. Il processo di tintura è da un lato semplice e dal lato anche ha portato a una ripetuta sperimentazione. I fondi di caffè vengono trattati in un bagno di acqua distillata e la difficoltà è stata di trovare la giusta concentrazione per ottenere i toni, perché naturalmente non è un tono unico, sono vari toni. Questa soluzione di acqua e fondo del caffè viene introdotta nelle vasche di tintura e il gioco di tempi e di temperatura è determinante per ottenere la giusta intensità del colore e ottenere il fissaggio e la solidità del colore sulla fibra. Evita l'uso di ausiliari e prodotti chimici, quindi la tintura è decisamente naturale e non provoca inquinamento alcuno.